Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live di Sibille Interattive col vostro Maledetto Veneziano, una live gratuita che sono poi le domande che una volta si faceva sui social, così in modo gratuito. Bene, bene, vedo che ci sono già delle domandine delle nostre amicizie, fa sempre piacere questo, ma intanto prima di iniziare vi ricordo che abbiamo due gruppi social, i casti sacerdotali, radionica, radiostesia, tarologia ed ermetismo, il Degarde Maledetto Veneziano, potete andare, sono gruppi gratuiti, si possono iscrivere tutti. Vi ricordo per gli amici di Face che bisogna iscriversi a StreamYard perché noi stiamo trasmettendo su una piattaforma su due canali YouTube e uno che è poi il nostro gruppo social in radionica, radiostesia, tarologia ed ermetismo. E quindi se fanno delle domande e sono iscritti allo stream, chiaramente la situazione è difficoltosa e non accettiamo queste domande. Poi vi ricordiamo come al solito che abbiamo un sito, un pregiato sito, ormai un punto di riferimento a livello nazionale per le persone dove si possono scaricare più di 20 ebook di radiestesia da radionica con tante istruzioni, i circuiti funzionano, basta stamparli e sono gratuiti, ne hanno già scaricati qualcosa come 175.000, quindi Maledetto Veneziano nel 2015 ha regalato all'umanità più di 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiostesici. Quindi qualcosa vuol dire che Maledetto e anche il Degarda hanno fatto. Vi ricordo che questa sera alle 21.15 ci sarà il Degarda nella piattaforma con le Sibille Interattive gratuite, quindi a chi non riesce a rispondere chiaramente può andare lì questa sera. Poi vi ricordo che c'è una sezione shop dove si possono acquistare questo ciondolo magico dal costo 150 euro più 10 euro di spedizioni. Abbiamo anche chiaramente riti propiziatori, operativi, riti che possono aiutare sia nel benessere fisico, sentimentale e quant'altro. Quindi per chi vuole può contattarci, non chiedete di pagare dopo i risultati perché queste cose qui si facevano quando si cercava le facevano quelli che volevano truffare le persone. Se volete dei riti, sappiate che prima si paga, si studia bene l'operazione magica da fare e poi si attiva dopo prima il pagamento chiaramente. Bene, questo perché ho ricevuto alcune notizie di persone che vogliono fanno domande un po' che non stanno in cielo né in terra. Bene cari amici, detto questo, vi ricordo il sito capitano, perché ho molte persone che mi contattano in PVT perché vedono questo sito ma non riescono tanto a capire dov'è, è il capitano.altervista.it. Detto questo, possiamo subito salutare le nostre amicizie e vediamo un po'. C'è già un utente Facebook user che appunto, come dicevo prima, non si è ancora ben sintonizzato. Vedete questa domanda? Sono nuova, grazie, sto aspettando molti soldi perché a casa sussistenza. Allora, questo Facebook user deve prima di tutto capire una cosa, si deve registrare a StreamYard e poi quando uno fa le domande nome, data di nascita, se no è ricevibile, quindi questa domanda è irricevibile. Poi c'è la nostra Elisa Sorrentino che gentilmente saluta, buongiorno, e vediamo un po'. Poi la Barbara non ha ben capito che, vedete, ad esempio Barbara, buongiorno, vorrei Ilde, io sono Marietto, lei Ilde oggi non c'è, quindi mi raccomando, non confondiamoci, no? Ilde e Marietto lavorano assieme, sì, però questa mattina c'è il Marietto. Bene, vediamo la prima domandina. Poi però bisogna capire una cosa, le domande che mi fate sempre le stesse volte non funzionano, non si può fare sempre le stesse domande. Quindi passiamo alla Barbara che mi sembra nuova. Allora, la Barbara, ecco, la Barbara è perdonata per il semplice fatto che il marito risponderà e fa una domanda se è un buon affare comprare
Adesso io non ho, bisognerebbe la fotografia, la piantina, insomma, per fare una risposta che abbia una certa percentuale di attendibilità, chiaramente ci vogliono più dati. Comunque, accontentiamo la nostra amicizia che ci fa una domandina interessante. Però prima di tutto accendiamo le luci. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se Barbara, buon affare, il bilocale a Veffan, frazione di Guignon, vicino a D'Aosta. Ok. Vedo che anche c'è un'amicizia, vedete, ad esempio Elisabetta Sorrentino, vedete, si è iscritta e giustamente. Bene, adesso rispondiamo alla nostra Barbara. Vediamo un po' dove è andata a finire la nostra Barbara. Eccola qua. Vediamo se è un buon affare. Pendolino fa capire che, insomma, perché dovete capire che non è tanto l'acquisto, ma se è un appartamento bisogna vedere se le tubature sono nuove, se sotto non ci sono, come si suol dire, falde acquifere, i vicini di casa, insomma, la cosa è complessa. Comunque, vediamo un po', vediamo un po' la situazione di questa casa, se vale la pena, se il santo vale il candela. Ma guarda Barbara, vedo che ci sono state delle aggiustature, vedo che o è un ritorno di una casa che già avevi guardato più volte, vedo che ci sono stati delle, come si dice, ammiccamenti di persone che hanno cercato di indirizzarti in questo ritorno, forse l'avevi già visto oppure avevi già un progetto di una casa del genere. Comunque il taglio sembra propositivo, sembra qualcosa che avevi già nel cuore, però andiamo in dettaglio. Vedo un po' cosa salta fuori. Allora, perché quando si acquista una casa poi bisogna vedere le tubature, il metano, perché ormai sapete che il metano costa come un rene, insomma ci sono tante cose che bisogna tenere in considerazione, non solo l'affare iniziale, anche i vicini, poi le energie che ci sono nelle case, insomma tante cose. Comunque vediamo un po' sta casa. Beh, questa casa qua vedo che quando nel passato vedo che sei stata un po' dubbiosa, sei una donna forte, vedo l'affare, che c'è stato un affare fondamentalmente con questa casa qui, l'affare nel passato ci poteva stare. Però adesso che siamo nella linea del presente, vedo che c'è una perdita di denaro, quindi non sono carte vittoriose. Certo, ci sono delle comunicazioni, non so se con un'amica o con qualcuna che ti consiglia o con che lavora in un'agenzia di vendita di case. Comunque il presente, cioè era più un affare forse tempo fa. Oggi sembra quasi che sarebbe una perdita di denaro, perché c'è questa gelosia che quando si parla di affari è sempre una perdita. Infatti io vedo che il futuro, da lontano ti arriveranno notizie non interessanti, ti vedo malinconica, poi dovrà intervenire una persona che non so se è una persona che ti è vicino, però vedo che è importante, ti proteggerà, no? E poi vedo che cercherai contatti per un cambiamento, però vedi, poi c'è il blocco. Però tu mi chiedi, il problema non è tanto la storia, ma è il finale, l'arrivo, no? Cioè è vero che i tibetani dicono che l'importante è il viaggio e non l'arrivo, però se resti fregata durante il viaggio poi l'arrivo non sarà sicuramente interessante. Beh, io vedo fedeltà, che ci pensi su, omaggio prezioso e denaro. Allora, la domanda era se è un affare, se è qualcosa di interessante, e il finale sembra proprio che Barbara sia di sì. Vedi? Fedeltà, presente, omaggio prezioso e denaro. Sì.
perché vedi il pensiero e i ragionamenti sono in mezzo a due carte positive con la terza che parla di denaro. Quindi sembra proprio di sì. Certo che non sembra che sia facile l'acquisto, ci saranno molti punti di domanda, infatti ti vedo nel futuro triste, poi avrai l'aiuto magari di un architetto, di qualcuno competente con cui avrai un dialogo, ci sarà un cambiamento di visione, poi vedo un blocco, stai attento che ci sarà un blocco, quindi alla fine sembra un buon affare, però il travaglio non sembra che sia dei migliori, insomma, sembra quasi una sofferenza, non ho visto carte splendenti, ho visto carte piuttosto impegnative. Bene, andiamo un po' e vedo che abbiamo la nostra Elisabetta. Elisabetta, dov'è qua? Ecco. Elisabetta Sorrentino, vorrei sapere se riuscirò a uscire dai miei problemi economici del 70. Allora, vorrei dire anche che questa utente deve iscriversi a StreamYard, che è il link sopra il video in Facebook. Torniamo alla nostra Elisabetta. Elisabetta Sorrentino vuole sapere se riuscirà a uscire da questi problemi economici che ha. Vediamo un po'. Ma sembra quasi che adagio adagio, piccoli passi, possa succedere qualcosa di positivo. Vediamo un po', Elisabetta. Vediamo un po'. Viaggio. Il taglio sembra che ci siano dei cambiamenti, ci siano dei cambiamenti e che una persona magari giovane ti possa aiutare. Il taglio è positivo, il taglio è uno di quelli che promette bene. Vediamo un po'. Però Elisabetta, guarda, ti dico già che la situazione sarà impegnativa perché vedo che nel passato sei stata molto malinconica, hai perso molti soldi, vedo che hai cercato aiuto anche da conoscenti, però il passato ti vedo che non è stato facile. Il presente vedi che di nascosto qualcuno ti spia, sembra quasi un'amica che ti spia, però vedo un contratto e vedo allegrezza, quindi forse un'amica ti vuole aiutare. Qui vedo però attenzione che c'è qualcuno che non è felice. Poi vedo anche nel futuro che ci sarà una giovane donna o una nuova situazione che ti farà piangere tantissimo, ma tu non sei una donna che ti fermi, vedo che sei una donna attiva e hai dei bei sogni, hai dei bei momenti e quindi ti vedo che in fondo sei positiva, vedo che hai grandissima voglia di riuscire, di risollevarti da questa situazione difficile. Però all'orizzonte, attenzione perché ci sono degli abbattimenti morali che non sono facili da superare. Però purtroppo ancora vedo morte, prigione, superbia. Vedo che ci sarà ancora un periodo difficile da intraprendere, massimo 6-9 mesi. Certo, tu sei una donna forte, però vedo ancora dei temporaloni forti, delle burrasche che sembra quasi che ti vogliano un po' frenare. Comunque, fra poco dovresti molto probabilmente ricevere una buona notizia di un contratto o di qualcosa che ti danno un po' di luce, di freschezza. Bene cari amici, intanto saluto la nostra amicizia che mi saluta e andiamo avanti. C'è un'amicizia che chiede per suo figlio. Anna Maria Paba, buongiorno Marietto, vorrei sapere se mio figlio troverà lavoro in Italia è del 90, grazie cuore, si chiama Gabriele. Vediamo un po' il Gabriele. Allora, vediamo un po' se sto Gabriele troverà lavoro in Italia, la nostra amicizia.
Vedi, Anna, sarà difficile. Sarà difficile. Mm. Ricordo che intanto però anche la nostra Elisabetta ringrazia, sempre gentile chi ringrazia. Bene, andiamo avanti, vediamo un po' come sarà. Per il momento è difficile, Anna, non sarà facile. Metto un po' pensieri, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Beh, vedo che tu sei speranzosa di un buon affare. Sembra che ti abbiano o promesso qualcosa o c'è in ballo qualcosa, perché vedo la stanza e tu che guardi, fiduciosa, l'arrivo di qualcosa di positivo. Il taglio è estremamente positivo, Anna, è estremamente positivo. Vediamo un po'. Il passato è stato difficile per Gabriele, vedo, Allora, vediamo un po'. Beh, il passato per Gabriele aveva delle grandi speranze, vedo qua, però ci sono stati dei blocchi importanti. Si è dato da fare come ragazzo per cercare lavoro, però vedo che blocchi, abbattimento di morale, forse anche una patologia l'ha un po' bloccato. Nel presente vedo che ci sono delle persone che aiutano tuo figlio anche sul posto di lavoro. Tu sei una donna forte, sei una donna che ha vinto molte battaglie e c'è un datore di lavoro che molto probabilmente potrebbe, o lui è un libero professionista, vedo che sta valutando. Il futuro com'è? Vedo che c'è subito un blocco se dovesse arrivare in Italia, ma poi lui lavora sodo e vedo che un risultato, normalmente un lavoretto lo trova. Poi di nascosto qualcuno cercherà di rubargli quel lavoretto, però lui è una persona, vedi, che pensa molto, è una persona intelligente e vedo che c'è attività e volontà di attivarsi per trovare un buon lavoro. Non so se è un libero professionista, però qui la carta sembra che indichi questo. Al finale com'è? Omaggio prezioso, denaro, viaggio. Allora, e tu che sei un po' malinconica. Sembra che il risultato, cioè la carta del contratto lavorativo non c'è e non oso dire che ci sarà un lavoro indeterminato, però vedo che ci sono due carte che sono nella giusta direzione, un omaggio prezioso, quindi puoi, come si dice, avere una vittoria. Ci sarà però un cambiamento che ti lascerà un pochettino a malincuore. Quindi molto qualche lavoretto, vedo che lui si impegnerà molto per cercarlo. È un ragazzo valido, è un ragazzo che ha cuore nel lavoro, si vede, è un ragazzo che ha anche testa, però attenzione che ci sarà qualcuno che vorrà mettere il bastone fra le ruote. Molto probabilmente qualche lavoretto riuscirà a trovarlo perché è una persona valida, però sembra quasi che non sia abbastanza, cioè nel senso meriterebbe di più. In ogni caso o c'è un viaggio o c'è un cambiamento importante fra qualche mese. Bene? Allora, ripeto, la nostra amicizia qui, ad esempio questa di Facebook, deve iscriversi a StreamYard, come ha fatto Elisa Sorrentino, vedete? Elisabetta Sorrentino si è iscritta, vedete che si vede il nome e cognome. Gli utenti Facebook che non si iscrivono a StreamYard, praticamente è ricevibile la domanda. Benone, adesso andiamo a vedere. Allora, buongiorno Marietta, aspettate che sto cercando, no? Cari amici, se fate sempre le stesse domande, io alcune salto via perché sono sempre le stesse domande, quindi non hanno senso, visto che ho già risposto in altre dirette. Allora, Sonia, abbiamo una Sonia qua che fa una domandina. Eccola qua. Sonia, 17 agosto del 63. Troverò un nuovo amore. Il mio compagno è andato via da un anno fa. Grazie se mi rispondi.
Rispondo per il semplice fatto che è un utente nuovo, gli altri hanno fatto già delle domande altre volte, sempre per, tra virgolette le stesse. Vediamo un po'. Ma sembra che qualcosa si muova, Sonia. Sembra che qualcosa vada nella direzione giusta. Beh, sembra che ci avrai delle nuove informazioni da qualcuno che ti sta pensando. Vedo che c'è qualcuno che pensa che sia una persona valida, una persona di qualità, una persona che ha dei valori importanti e molto probabilmente vorrebbe comunicare con te. Vediamo un po'. Ma vediamo un po'. Allora, nel passato, beh, la situazione non era male, forse tu stai pensando ancora a qualcuno, Sonia, del tuo passato. Vedo qui che la matrice è una che pensa a un amore passato e lo stai aspettando che torni. Mm? Stavate bene, avevate dei bei momenti, perché sei una donna che si dà, in amore sei veramente forte. Però vedo che tu ami questa persona ed è il passato, stai pensando a qualcuno che vive ancora nel tuo cuore, nel passato. Nel presente però vedi, ci sono delle carte estremamente difficili, no? Morte, prigioni, l'omaggio prezioso seguito da una carta negativa. mm? Vedi, come si dice, capisci, è una situazione difficile adesso che stai vivendo. Molto probabilmente tu stai cercando delle nuove amicizie, vedi questa carta qua, Sonia, però è tutto bloccato adesso a livello sentimentale, anche sebbene tu stai pensando a qualcuno del passato. Nel futuro ci sarà qualcuno, vedi, forse anche di importante che cercherà di tra virgolette, guarire questo periodo in cui ti senti un po' battuta, quasi sola. Tu sei una donna forte, vincente, hai vinto su molte, come si dice, avversità nel passato, però poi vedo ancora situazioni difficili nel futuro prossimo, disgrazia, malato, ladro, ci saranno situazioni sentimentali veramente difficili, forse perché tu stai sempre pensando al ritorno di una determinata persona. E questo è il viaggio. Poi però la domanda è se incontrerò qualcuno di importante e sembra proprio che in futuro ci sia una persona che ti sta pensando e anche più giovane di te, molto probabilmente. Quindi sì, però prima di riuscire ad arrivare a questo traguardo importante, vedo che la situazione non sarà, come si dice, non sarà facile. Avrai molte persone molto probabilmente che ti gireranno intorno, ma saranno dei fuochi d'artificio, sarà gente che non varrà neanche la pena stare a bere un caffè, come si suol dire. Bene cari amici, vediamo un po' se ci sono delle domande fresche, di gente nuova. Mm. Eh, è inutile che risponda alle altre domande, cari amici, che hanno già fatto altri, che hanno fatto utenti, no? Amicizie, perché le hanno già fatte altre volte, quindi è inutile rispondere, ho già dato le risposte, anche perché se no, come si dice, la cosa, capite, diventa, si ubriacano le sibille. Bene, ok cari amici, grazie di avermi seguito. Io sono sempre disponibile per consulti privati e sapete che durano 20 minuti, durano 45 minuti, costano 20 euro. Eventualmente, se non ho risposto a qualcuno, vi ricordo questa sera 21:15 il legale nella piattaforma. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Vi ricordo appunto che gli utenti Face, tipo questo, no? Ha fatto bene la domanda, però manca come si dice, l'iscrizione a StreamYard, quindi non riusciamo a vedere. mm,
quest'utente qua forse non ha capito che si deve iscrivere a StreamYard come si è iscritta ad esempio a Elisabetta Sorrentino. Vedete, dovete iscrivervi dopo, quando appare il vostro nome sopra, allora possiamo prendere in esame la domanda. Bene, cari amici, vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia. Abbiamo passato mezz'oretta insieme e ci sentiamo alla prossima. Vi ricordo questa sera 21:15 nella piattaforma